Assessore Ruffini, di origini abruzzesi, insomma, ha vissuto in prima persona, in collegamento con i suoi parenti, questa tragedia. Sì, fortunatamente i miei parenti abitano a circa 80 km verso la costa rispetto al luogo dell'epicentro. Devo dire che sono stati momenti molto difficili e, come dire, vedere questa mobilitazione, questa grande solidarietà, questa serietà delle istituzioni nell'intervenire in maniera efficace, instancabili sono gli uomini che sono in Abruzzo in questo momento. Le testimonianze dicono che tutta la notte si è cercato sotto le macerie, tutta la notte la protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia, piuttosto che la Croce Rossa hanno aiutato le persone, sono state vicine anche a chi aspettava con ansia di poter cercare un corpo vivo sotto la propria casa o sotto i luoghi appunto che, come dire, dove le persone erano. Che dire, quelli sono luoghi meravigliosi. L'Aquila è una delle più belle città che abbiamo nel nostro paese. Tutti i borghi che oggi non ci sono più sono, come dire, dicono la storia di una civiltà rurale che ha tramandato delle tradizioni, una cultura, insomma, che fa parte di noi. Pensare che queste cose non ci saranno più è tremendo per tutti, e devo dire che ne parlava adesso il sismologo che è in collegamento con noi. Io mi auguro che sia fatta, come dire, giustizia soprattutto al lavoro di questi volontari, al lavoro delle istituzioni, e che, come dire, si continui a dare questo supporto alle popolazioni e che si faccia, insomma, il meglio per questa gente. È bello vedere appunto in situazioni come queste che comunque il Paese si trova unito, sì, insomma, si cerca nel dramma, si ritrova la forza di stare insieme. Io devo dire, ieri mattina alle 6, quando ho appreso la notizia, perché fatalità avevo sentito mio fratello la sera, insomma, e dopo aver preso un grosso spavento ho sentito subito il sindaco ha naturalmente convocato una riunione straordinaria, il Comune di Padova ha aperto un conto corrente, ha mobilitato i suoi tecnici, per cui noi stiamo preparando delle schede sotto naturalmente, diciamo così, il coordinamento della Protezione Civile, per cui come dire, invieremo anche tecnici comunali che si mettono a disposizione per come dire, vedere l'abitabilità delle case, piuttosto che come dire, tecnici dell'APS Holding, certo, che come dire, si rendono disponibili per ripristinare le condutture dell'acqua, del gas dove c'è bisogno, o addirittura nei campi che si stanno allestendo, così come si stanno mobilitando tutte le associazioni degli abruzzesi. Insomma, c'è da creare questa rete, però la rete deve essere assolutamente coordinata, noi ci dobbiamo mettere a disposizione di chi queste cose le sa fare nel luogo, perché altrimenti rischiamo di non portare aiuto, ma di creare ancora più disagio. Certo. E queste cose, come dire, questi volontari, veramente la gente si sente, come dire, si sente accudita, si sente che sta ricevendo un aiuto vero, prezioso.